trampoli alla veneziana. Le donne veneziane, prima che le strade venissero selciate, iniziarono a usare degli alti zoccoli o calcagnetti coi quali camminavano lungo le calli come sui trampoli, muovendosi come palombari. A tal punto divennero un oggetto di lusso che si iniziò a farne di broccato, dorati, con delle gemme, e divennero alti al punto da sembrare dei trampoli. Al Museo Correr di Piazza San Marco se ne conserva un paio alto 51 centimetri. Essendo molto pericolose, le donne iniziarono a farsi sostenere dalle fantesche e anzi, tante più fantesche aveva una dama con sé, tanto più alta era la sua considerazione. A dismettere per prime le pericolose calzature furono, nella seconda metà del Seicento, le figlie del doge Domenico Contarini e da allora, nei decenni, la moda della zeppa va e viene. Ma ricordate la prossima volta che ne vedrete una in una vetrina, che non sono nate negli anni 70, ma a Venezia, nel corso del Rinascimento. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.